Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. Si sono svolte venerdì 14 settembre in città le celebrazioni nella giornata del ricordo a un mese dal crollo del Ponte Morandi. Alle 11:36 il minuto di silenzio in tutta la città e la celebrazione in prossimità del viadotto. Nel pomeriggio Genova si è ritrovata prima in piazza De Ferrari alle 17:30 per ricordare le 43 vittime e per dare voce a chi in quei giorni drammatici ha lavorato fra le macerie e non solo. Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare, nel suo intervento ha detto che Genova rinascerà presto solo se ognuno farà la sua parte. Vogliamo far rinascere la nostra città volendoci bene, ha detto Monsignor Anselmi, superando ogni muro e divisione, ogni chiusura per il bene di tutti. E quindi alle 19 la messa in cattedrale in suffragio delle vittime, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e delle autorità locali. Nel corso della celebrazione è stato letto il messaggio del Cardinale Angelo Bagnasco, impegnato in Polonia con i vescovi europei. Ristabilire presto e migliorare le vie e il ponte è necessario perché la gente e la città possano vivere. E ora cambiamo argomento. Si svolge a Palazzo Ducale sabato 22 settembre la giornata conclusiva degli Stati Generali dell'Educazione, organizzati dall'Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova in collaborazione con la Diocesi, ASL 3, CONI e Università. Si tratta di un momento di sintesi e di proposte educative dopo le giornate dell'ascolto degli enti che operano in questo ambito avvenute nell'estate a Palazzo Tursi. Al mattino è prevista la tavola rotonda con la partecipazione del Cardinale Angelo Bagnasco e nel pomeriggio gli interventi in ambito educativo, fra cui quello di Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare. Bene, da Genova era l'ultima notizia, ora la linea può tornare a Chiavari. Arrivederci.